Gli amici di Veneto, spettacoli di mistero. Vi parlo da Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza, e vi do il benvenuto alla Galleria Municipale del Museo Diffuso di Arte Religiosa intitolato ad Ubaldo Oppi. Ma chi era Ubaldo Oppi? Ubaldo Oppi fu uno degli iniziatori del movimento Novecento, siamo negli anni 20 del 1900, e tra i maggiori rappresentanti del realismo magico. Nel 1911 lo troviamo a Parigi, nel quartiere di Montmartre, a condividere un fatiscente alloggio con niente meno che Amedeo Modigliani. I due vivono distenti e si narra che cerchino di mantenersi rifilando all'altro qualche vecchio oggetto di scarso valore. Ad esempio ci viene narrato che Amedeo Modigliani tentò di rifilare al nostro Oppi perfino una vecchia valigia di cartone vuota. E Oppi riuscì a vincere il bando per affrescare la chiesa di Bolzano Vicentino e anche in questa occasione non mancò di farsi riconoscere, non solo per le sue misteriose sparizioni dal cantiere, ma anche per il suo carattere burbero e talvolta impulsivo. Ci viene infatti narrato che per il posticipo di una delle 7 rate da 10.000 lire che gli spettavano, entrò di notte in chiesa ed oscurò con dei semicerchi il fondale di 4 degli apostoli, dei 12 apostoli della navata centrale. Ecco, quando verrete a trovarci vi invito a prestarci attenzione perché questi rabbiosi semicerchi sono ancora oggi visibili. Non è finita qui. Un'altra leggenda vuole che Oppi mise al tappeto niente meno che Neri Pozza. Il nostro Oppi, spazientito per un approccio un po' troppo, a suo dire un po' troppo amichevole, che ebbe Neri Pozza nei suoi riguardi in un'osteria del centro di Vicenza, decise di risolvere la questione come se fosse su un ring e allungò un taglio diretto sul mento a Neri Pozza. Neri Pozza, che chiamato in seguito a recensire l'attività di Oppi, evidenziò le sue doti, le sue indiscusse doti artistiche, ma non si trattenne dall'evidenziare anche un certo carattere aspro. Bene, qui mi fermo. Voglio ricordare il nostro appuntamento di sabato 27 novembre alle ore 15 qui a Bolzano Vicentino. Un caloroso saluto a tutti gli amici di Veneto Spettacoli di Mistero e ricordate che il Veneto vi strega.